Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! A Cosenza, in via Reggio Calabria, luogo degradato dove vivono in precarie condizioni 13 nuclei familiari che chiedono una sistemazione più idonea. Isabella Roccamo. Via Reggio Calabria si trova alle spalle del Salotto Buono della città di Cosenza. Qui da quasi 40 anni vivono alcune famiglie rom. Guardate in che condizioni. Ad oggi ci sono 13 nuclei familiari, sono circa 60 adulti e 20 bambini. Le case sono di legno, mattoni e lamiera. Quando piove l'acqua viene giù dai tetti, fatti di lastre di compensato. Come no? Ci sono delle bacinelle che prende di qua fino lì sotto, vedi? Come si dice, io non abito qua, però ci abita la mia famiglia. Si vive nell'ansia. Come no? Ogni tanto mi chiamano di notte e devo scappare. Perché? Soccorrere aiuto, prendere qualcosa per portarla qua, bacinelle, cose varie. Portarla a casa mia ogni tanto. Ci sono rifiuti, grossi ratti, serpenti. Le case sono diroccate, pericolanti e in condizioni igienico-sanitarie disastrose. Da sempre ci dicono è così. Entriamo in una di queste casupole, c'è una lesione sul tetto, una situazione segnalata alle autorità competenti, ci dicono, ma ad oggi nessuno è intervenuto. Tramite i miei nipoti sono stati allertati, però ancora non si è visto nessuno. Si teme per l'incolumità delle persone che abitano qui. E come no? Questo è l'ordine del giorno. Uno degli abitanti di via Reggio Calabria ci dice quasi con amarezza: siamo considerati quasi come spazzatura da tenere il più lontano possibile. La maggior parte ci sono persone anziane, bambini che dovrebbero stare più all'asciutto, diciamo. Cosa chiedete oggi? Io non chiedo niente perché giustamente, grazie a Dio, la casa ce l'ho. I miei familiari che abitano qua una casa più decente, più dignitosa. Questo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!